Seconda corsa, confronto per cavalli di 3 anni, ci sono anche qui due defezioni, Camille Laser e Clelio di Poggio. Lo schieramento Cavicchi Valm, Gambino, Cesare Augusto DVS, Castro dei Greppi, Karja Wise AS, Catherine Reck in prima fila, in seconda Corsaro di Mare, Coffee Mail e Corinto Light. Favore in chiusura per Cavicchi Valm, vediamo fasi di lancio. Dall'esterno è veloce Karja Wise, ma rientra bene Cavicchi Valm che costringe, però non è bello di andature, sbaglia infatti. Numero 1 Cavicchi Valm si ritrova in testa squalificato. nei confronti di Cesare Numero Augusto 2 DVS. Gambino La squalificato. squalifica anche per Gambino. E primi 200 in 15-1 con Karja Wise che conduce nei confronti di Cesare Augusto, terza posizione per Corsaro di Mare, mentre che poi si sistema in quarta, anzi è Catherine Reck che si sistema in quarta perché in terza rimane Corsaro di Mare, poi gli altri a seguire cappeggiati da Coffee Mail. Anche qui quindi due rotture importanti, quella del favorito Cavicchi Valm, quella di Gambino che era un po' un'incognita, e intanto i primi 600 se ne vanno in 47,9, ha decisamente tirato i remi in barca ora Antonio Di Nardo con Karja Wise AS che si appresta a completare il giro. Numero 8 Corsaro di Mare squalificato. Squalifica anche per Corsaro di Mare, restano due all'avanguardia, gli altri più discosti, cappeggiati da Catherine Reck. Intanto Karja Wise S completa il primo chilometro nell'ordine dell'1:22, sempre talonato da Cesare Augusto DVS, poi cerca di rifarsi sotto Catherine Reck, che è ancora 3 lunghezze dalla seconda posizione. La segue Coffee Mail, più discosti ancora invece sono Castro dei Greppi e quindi all'esterno Corinto Light. Parziali in 16 ancora per Karja Wise S che non ha alcun interesse ad allungare, nella scia c'è Cesare Augusto DVS che potrebbe essere pericoloso, all'esterno invece sta progredendo con efficacia anche Coffee Mail. Ha spostato 11, a questo punto Cesare Augusto DVS che si lancia all'attacco di Karja Wise, 400 alla conclusione, Karja Wise contro Cesare Augusto che insiste deciso nell'attacco, ma ora il ritmo è decisamente cambiato. A ridosso cerca di rimanere Coffee Mail, completamento della piegata con Cesare Augusto che insiste all'esterno, attacca ancora Karja Wise AS. Cesare Augusto si avvantaggia a 100 dalla conclusione, prende una lunghezza agli 80 finali, all'interno si lancia anche Coffee Mail, finale con Cesare Augusto che vince nei confronti di Karja Wise AS e Coffee Mail molto vicini, 31,2 a chiudere, 1:19,6 sul doppio chilometro. La vittoria per Cesare Augusto DVS, Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata, training di Battista Congiu, era uno dei 3 più attesi. Ha seguito Karja Wise che era l'alternativa principale a Cavicchi Valm e l'ha battuta poi chiaramente sul traguardo, mentre la stessa Karja Wise S è stata avvicinata nel finale ma non battuta da Coffee Mail. Ordine d'arrivo che recita numericamente 3, 5, 9 per la seconda corsa Arcoveggio.